il secondo dei tre incontri che compongono questo breve corso sul federalismo fiscale. La volta scorsa ci siamo intrattenuti con il professor Luca Antonini sulle generalità. Abbiamo capito cos'è il federalismo fiscale e quali sono le linee fondamentali della legge delega e dei decreti delegati che sono sin qui usciti. Era riassunto nella frase cara Antonini: federalismo fiscale dalla democrazia della spesa alla democrazia della virtù. Vabbè, non è garantito, ma prendiamolo come wishful thinking. Adesso entriamo più sullo specifico. Il secondo incontro è dedicato alla finanza comunale. Quindi cominciamo a vedere su un riferimento concreto e rilevantissimo per la vita quotidiana di tutti noi cosa dovrebbe cambiare con il federalismo fiscale, e potremo capire la probabilità del cambiamento, la portata del cambiamento e quello che ci può essere di bene e quello che ci può essere di male. Ecco, questo argomento viene trattato, come sapete dall'invito, dal professor Alberto Zanardi, che ho gran piacere sia con noi, è ordinario di Scienza delle Finanze all'Università di Bologna e all'Università Bocconi di Milano, è uno degli esperti anche più consultati, quindi chi segue anche la stampa avrà visto spesso anche sul Sole 24 Ore dei suoi interventi. Ho avuto il piacere di lavorare con lui nella Commissione Tecnica per la Finanza Pubblica con il compianto Padoa-Schioppa tra il 2007 e il 2008, e devo dire che insomma è sempre una persona con cui si lavora molto bene, ecco, si impara sempre a frequentarlo, e spero che così sia anche per voi. Buon ascolto e grazie al professor Zanardi di essere con noi. Ma io ringrazio innanzitutto Gilberto Muraro e l'Istituto per questo invito. Scusate un po' la voce non esattamente da Pavarotti, ma i mali di stagione. Dunque, qualche istruzione per l'uso, diciamo, di questo mio intervento. Io parlo di finanza locale, ma in realtà parlo soltanto di comuni, nel senso che non tratterò, un po' per ragioni di tempo, un po' forse anche per rilevanza del tema, la questione della finanza delle province, e cercherò di muovermi un po' su un doppio binario, cioè da un lato qualche elemento informativo, perché questa cosa della riforma del federalismo fiscale oggettivamente è complessa e quindi presuppone, diciamo, un po' di conoscenze, sia pure anche abbastanza generali, e poi cercherò, se avete poi la pazienza un po' di seguirmi, qualche elemento di valutazione più personale. Dunque, parto esattamente da queste, le mie valutazioni personali. Cosa ci aspettavamo da questa riforma in generale del federalismo fiscale, e poi arrivo rapidamente al problema dei comuni in modo particolare. Quantomeno io, mi aspettavo qualcosa, ma non troppo in realtà, nel senso che mi aspettavo fondamentalmente qualche intervento d'aggiustamento sulla fiscalità decentrata, sui tributi decentrati. Soprattutto a livello comunale c'era bisogno di un po' di manutenzione. In termini di spazi di autonomia aggiuntiva, fondamentalmente i tributi locali, quelli comunali, erano bloccati, nel senso che erano congelati rispetto alle possibilità di manovra degli amministratori locali. E poi l'altra questione fondamentale: bisognava restituire ai sindaci quella che era la leva fiscale fondamentale, cioè la possibilità di tassare anche le prime abitazioni. Poi si trattava di rimettere ordine in tutto il meccanismo della perequazione comunale, che era particolarmente disastrato. C'era la questione del patto di stabilità interno, che andava riformulato in modo più coerente con diciamo, la nuova autonomia da riconoscere agli enti locali. C'era una questione spesso oggetto di lamentazione da parte degli amministratori locali, cioè dare certezza, maggiore programmabilità alle risorse di regioni e di comuni, in cambio ovviamente di una maggiore responsabilizzazione in termini di tenuta dei bilanci locali. Qualcuno, non io, desiderava forse anche una revisione della portata della redistribuzione
fiscale e finanziaria fra diverse aree territoriali del nostro Paese, in modo particolare tra il nord e il sud, e invece, questo anch'io, una qualche revisione della portata della ridistribuzione tra le aree delle regioni a statuto ordinario e le aree delle regioni a statuto speciale. Qualche flash veramente molto rapido sul fatto che questa riforma del federalismo fiscale non è partita dal nulla. C'è prima della riforma del 2009 e dell'attuazione che si è realizzata fra il 2010 e il 2011 una lunga storia, diciamo, di riforma della finanza locale, in modo particolare di quella comunale. In questo grafico vedete su un orizzonte di tempo che va dal 1980 fino al 2008 la composizione delle entrate dei comuni d'Italia nella ripartizione fra trasferimenti, quei parallelepipedi in verde, e invece le fonti tributarie che sono di natura diretta o indiretta. Qui vedete che c'è un salto, diciamo, nella storia della finanza comunale del nostro Paese nel 1993, quando viene introdotta l'imposta comunale sugli immobili, che dà uno strumento potente di autonomia fiscale ai comuni. Quindi non si parte da zero, ovviamente, c'è stato soprattutto negli anni 90 un intenso diciamo, intervento di riforma e di revisione della struttura delle entrate comunali. Uno dei problemi però fondamentali, qui i dati, scusate, sono un po' obsoleti, non ho fatto a tempo a aggiornarli, nella sezione di destra, quella intestata ai comuni, vedete però qual è uno dei nostri problemi fondamentali con cui poi la riforma del federalismo fiscale si è dovuta continuamente confrontare. Nel senso che abbiamo il valore pro capite delle entrate tributarie dei comuni, soprattutto vedete l'ICI e l'addizionale IRPEF, vedete quali sono le differenze nei confronti tra i comuni che sono localizzati nelle diverse aree territoriali. Se ad esempio il Veneto in termini pro capite ha un ICI di 232 euro, la Calabria, anzi facciamo la Basilicata, ha un ICI di 108 euro. Se il Veneto in termini di addizionale IRPEF può raccogliere in termini pro capite 47 euro, abbiamo che la Basilicata e addirittura la Calabria, se riesco a evidenziarvela, ha invece un addizionale IRPEF che ci dà un getto pro capite di 25 euro. Questi forti squilibri territoriali ovviamente richiedono potenti strumenti perequativi, meccanismi perequativi che riescano a dare delle risorse sufficientemente analoghe, simili fra i diversi comuni localizzati nelle diverse aree territoriali, perché in realtà il pacchetto dei servizi che vengono forniti a livello comunale è abbastanza simile fra un territorio e l'altro. Un altro ingrediente per capire ed inquadrare forse un pochino meglio le vicende della riforma del federalismo fiscale, soprattutto a livello comunale, è che, ahimè, questa riforma è capitata in un periodo abbastanza sfortunato, in cui fare riforme non è fare riforme strutturali soprattutto, non è esattamente cosa facile. Le vicende della finanza decentrata fra il 2010 e il 2011 sono state dominate da due temi: da un lato appunto l'attuazione ancora in corso della riforma del federalismo fiscale, dall'altro la questione della crisi e delle manovre di aggiustamento che sono state attuate e che hanno avuto ovviamente degli impatti molto pesanti anche sulla fiscalità comunale. Nel giro di un anno, come sapete, ci sono state 3 manovre che hanno investito anche tutto il comparto della finanza comunale. Questi due piani, cioè la riforma strutturale del federalismo fiscale e dall'altro le manovre di aggiustamento, si sono intrecciate fra di loro, non sempre in modo, diciamo così, positivo. Soprattutto la riforma del federalismo fiscale è stata fortemente condizionata, credo in peggio, dall'esistenza di una situazione economica non certo favorevole.
in due sensi diversi. Nel primo senso che le manovre che hanno tolto risorse, hanno limitato fortemente le risorse a livello regionale, ma soprattutto forse a livello comunale, nella, diciamo così, percezione degli amministratori locali hanno di fatto ucciso il federalismo fiscale, nel senso che non hanno assicurato quelle risorse che servono per oliare la macchina e per favorire quindi una transizione da un regime, quello attuale, al regime riformato. Dall'altra parte, cioè dalla parte del Ministero dell'Economia, che ha, diciamo così, insieme al Ministro Calderoli portato avanti questa riforma, diciamo così, c'è stata una attenzione veramente spasmodica a che questa riforma non producesse, diciamo, dei costi finanziari aggiuntivi. E quindi tutta la riforma è stata fatta, diciamo così, un pochino a pezzettini, cioè si sono presi singoli blocchi, sono stati riformati, sostituiti i trasferimenti con fonti di finanziamento di natura tributaria, ma con un approccio uno a uno, stando sempre attenti che da questo gioco non venissero fuori dei costi aggiuntivi. E questo approccio, diciamo così, non complessivo, ha sofferto, diciamo così, ha portato certamente a un elemento di così, visione molto parziale con cui si è sviluppata l'applicazione di questa riforma del federalismo fiscale. Il risultato fondamentalmente è che questa riforma si è concentrata più sugli aspetti congiunturali, quindi sugli aspetti di aggiustamento, più che sugli aspetti di ridisegno generale del sistema di finanziamento degli enti locali. Due parole sulle questioni che riguardano la manovra, per di nuovo dare un minimo di contezza su qual è il quadro complessivo in cui la riforma del federalismo fiscale si è sviluppata. In quella tabellina si richiama il fatto che le richieste di aggiustamento dei conti pubblici per la parte che ricade sui comuni, è l'ultima riga della tabella, è stata particolarmente pesante. Nelle tre manovre che si sono succedute fra il 2010 e il 2011, che da un lato hanno tagliato i trasferimenti che lo Stato fa a favore dei comuni e dall'altra parte hanno inasprito invece i saldi del patto di stabilità interno che i comuni devono soddisfare nella gestione dei loro bilanci, quello che i comuni hanno dovuto o dovranno, diciamo, realizzare è uno sforzo estremamente gravoso. Vedete che nel 2013 la partecipazione dei comuni alla manovra complessiva è di 4 miliardi e mezzo, che poi a regime rimane appunto su questo livello estremamente elevato. Allora qui le domande sono diverse. Da un lato ovviamente se a livello di comparto i comuni possono sostenere un onere della manovra così gravoso, se c'è stato un lungo dibattito sul fatto che allo Stato è stato chiesto di meno rispetto al comparto della finanza locale. Qui le questioni e anche le opinioni, diciamo, sono piuttosto diversificate. Se si guarda ad esempio al peso che i comuni hanno nella spesa primaria complessiva delle pubbliche amministrazioni, circa un terzo, abbiamo che in realtà ai comuni è stata addossato un mezzo, più o meno 50% della manovra complessiva, e quindi da questo punto di vista i comuni hanno effettivamente, diciamo così, giustificazione nel lamentarsi. Valutazioni che guardano invece all'evoluzione futura della dinamica della spesa statale da un lato e della spesa comunale dall'altro potrebbero invece convincerci dell'opposto, nel senso che lo Stato, sulla base delle manovre che deve realizzare, effettivamente riduce la propria spesa nel corso dell'orizzonte temporale fino al 2014, mentre i comuni riescono attraverso questa manovra così pesante soltanto a stabilizzare nel tempo l'andamento della loro spesa. Quindi c'è, diciamo così, una diversità di opinioni riguardo a qual è la giusta manovra che deve essere addossata da un lato allo Stato e dall'altro ai comuni.
C'è un elemento in più che può essere interessante ricordare, che al di là di questa analisi che riguarda, diciamo così, il sacrificio, la partecipazione del comparto dei comuni all'aggiustamento complessivo dei nostri conti pubblici, c'è poi il problema di come questo onere complessivo si ripartisce fra un ente e un altro, tra un comune ed un altro. Allora, le manovre del 2011, le due manovre estive, quella di luglio e quella di agosto, prevedono, diciamo così, di andare ad individuare all'interno dell'insieme dei comuni più virtuosi e comuni invece viziosi, a seconda di quali sono i loro comportamenti, le loro scelte su una ampia gamma di indicatori. A seconda che un comune risulterà essere virtuoso o meno, diciamo, virtuoso, l'onere che gli verrà addossato in termini di aggiustamento sul saldo da ottenere sul patto di stabilità interno sarà diverso. Su questo punto anche qui c'è un ampio dibattito tra gli amministratori locali, perché questi indicatori questo insieme di indicatori che è stato individuato per andare a valutare la virtuosità nella gestione dei bilanci comunali spesso è molto intrusivo rispetto alle scelte di gestione dei singoli comuni. Ad esempio, uno degli indicatori è il grado di esternalizzazione dei servizi pubblici. Un altro è il rapporto fra la spesa per il personale e la spesa complessiva. Un altro ancora è il grado di copertura attraverso tariffe dei servizi pubblici forniti a livello locale. Sono tutti indicatori che ovviamente riflettono nei valori che assumeranno nei vari comuni delle scelte precise che i singoli comuni possono fare, se mantenere in economia o esternalizzare determinati servizi, se privatizzare o meno determinati blocchi, diciamo, elementi, segmenti della propria struttura produttiva. Quindi c'è, diciamo così, un dibattito abbastanza intenso sul fatto se questi indicatori siano effettivamente quelli giusti per andare a valutare l'effettiva virtuosità dei comuni. E vengo adesso invece alla questione della riforma del federalismo fiscale. Probabilmente Luca Antonini settimana scorsa vi ha già raccontato un po' quello che è lo stato d'avanzamento di questa riforma. Qui ricordo soltanto che gli 8 decreti legislativi che erano stati annunciati quale atti diciamo, di realizzazione della legge delega del 2009 sono stati tutti effettivamente presentati e sono stati tutti approvati definitivamente. Oltre a questi 8 decreti ce n'è un ultimo integrativo e correttivo di quelli già emanati, che riguarda appunto in modo particolare, fra l'altro, proprio il comparto dei comuni. In rosso ho evidenziato quei decreti che più specificamente riguardano l'oggetto della discussione di questa sera, cioè appunto da un lato la fiscalità comunale e dall'altro il sistema della perequazione degli standard dei comuni e delle province, del comparto in generale degli enti locali. Allora vorrei adesso dedicare, se non vi tedio troppo, diciamo una quindicina di minuti alla descrizione di cosa dicono, per quanto riguarda la finanza comunale, questi decreti, cioè qual è la sostanza di questa riforma, per poi darvi qualche indicazione. Dunque, fondamentalmente ci sono 3 blocchi all'interno della riforma della finanza comunale che possiamo distinguere anche un po' per, diciamo così, economia nella nostra discussione. Il primo blocco è quasi realizzato e riguarda fondamentalmente i tributi comunali, quindi come i comuni si finanziano attraverso la fiscalità a livello locale. Il secondo blocco è soltanto avviato e riguarda però un elemento assolutamente fondamentale di tutta questa costruzione, che è la determinazione dei cosiddetti fabbisogni standard per le funzioni di spesa a livello provinciale, a livello soprattutto comunale. E il terzo blocco è ancora tutto da affrontare di fatto
e riguarda questo terzo blocco in modo particolare il sistema della perequazione tra comuni diversamente dotati in termini di appunto risorse fiscali e anche elemento certamente di grande rilievo il ruolo delle regioni nel coordinamento della finanza comunale. Allora, qualche informazione, scusate qui ci sono delle slide molto fitte ma io vado un pochino veloce evidenziando le cose fondamentali. Allora, cosa è stato fatto sul lato del fisco comunale, delle entrate tributarie comunali? Dunque, è stato impostato, diciamo, un intervento in due fasi distinte. La prima che è già stata effettivamente realizzata, la seconda che partirà dal 2014, in realtà adesso con la manovra ultima di agosto, scusate, non con la manovra ultima di agosto, ma con il decreto correttivo soltanto annunciato e non ancora attuato, questa seconda fase è stata anticipata di un anno al 2013. Fra l'altro, ovviamente, mi dimenticavo di dire che questo decreto correttivo è ancora sulla carta, il Consiglio dei Ministri del governo precedente l'aveva adottato in via provvisoria, c'è da domandarsi questo decreto che fine farà adesso con il nuovo governo. Dicevo, due fasi nella riforma della fiscalità comunale. La prima fase fondamentalmente è quella di creare un sistema di compartecipazioni su tributi statali, quindi tributi che sono pienamente gestiti dallo Stato, che vengono attribuiti come gettito ai comuni allo scopo di, diciamo così, fiscalizzare i trasferimenti. Cioè una delle chiavi fondamentali di questa riforma è che i trasferimenti che lo Stato trasferiva, appunto attribuiva ai comuni non vanno più bene, perché la Costituzione non li vuole più come strumenti fondamentali di finanziamento sia delle regioni che dei comuni, li dobbiamo sostituire con delle forme di finanziamento di natura tributaria, quindi con delle imposte. Ovviamente è difficile inventarsi delle nuove imposte da assegnare ai comuni, perché poi di fatto la materia imponibile è quella che è, possiamo andare a tassare i redditi, i patrimoni, i consumi, altro non ci possiamo inventare, quindi il modo fondamentale con cui possiamo attribuire materia imponibile ai comuni è dargli delle compartecipazioni, ovvero prendere dei tributi statali e ritagliare all'interno dei gettiti di questi tributi statali delle fette, diciamo così, di gettito che vengono assegnate ai comuni. In modo particolare queste compartecipazioni statali hanno riguardato una serie di tributi erariali statali che in vario modo sono collegati agli immobili, perché gli immobili sono il punto di riferimento fondamentale per le basi imponibili rilevanti a livello comunale. Quindi sono le imposte di registro, di bollo sui contratti di locazione piuttosto che sui trasferimenti immobiliari, sono l'IRPEF che si paga sui redditi collegati agli immobili, sono anche la cedolare secca che è il nuovo, sapete, modo con cui si vanno a tassare i canoni di locazione. Poi viene dato ai comuni anche una compartecipazione sull'IVA, su cui adesso abbastanza velocemente si sta ritornando indietro, nel senso che la si andrà a sostituire, scusate un po' la pedanteria di questa cosa, con una compartecipazione su un'altra imposta erariale che è l'IRPEF, perché la compartecipazione sull'IVA, come adesso andremo a ragionare minimamente, è difficile da applicare. Comunque è un insieme di compartecipazioni su tributi erariali. Cosa si fa con queste compartecipazioni? Come vi dicevo prima, si fiscalizzano, cioè si sostituiscono i vecchi trasferimenti. Non ci sono più trasferimenti, ci sono fette di tributi erariali ritagliate su questi gettiti. Ovviamente però c'è un problema. Il problema è che i vecchi trasferimenti davano ai diversi comuni d'Italia, gli 8.100 comuni d'Italia, delle quote pro capite che erano diversificate a seconda di criteri che sono difficili da riconoscere, e da giustificare, e che però davano una certa ripartizione delle risorse finanziarie.
Questi nuovi tributi, che sono localizzati con le loro basi imponibili in modo diverso rispetto ai trasferimenti, creano una situazione di attribuzione delle risorse che è molto diversa rispetto ai vecchi trasferimenti. Allora il problema è che bisogna costruire su questi gettiti collegati ai tributi erariali un sistema perequativo, cioè un sistema che ridistribuisce queste risorse finanziarie da un comune all'altro. Questo sistema perequativo che è stato introdotto nella riforma, ahimè, è un sistema però provvisorio, che vale per quest'anno, il 2011, varrà per il prossimo anno, il 2012, se l'anticipazione della riforma, seconda fase, effettivamente si realizzerà, non varrà più nel 2013. Quindi a partire dal 2013 dovremo inventarci un nuovo sistema perequativo che serve per rimettere un po' a posto le caselle dell'attribuzione di queste risorse fra i diversi comuni. Accanto quindi a questa operazione di fiscalizzazione si è dato qualche spazio in più di autonomia tributaria ai comuni. È stata introdotta l'imposta di soggiorno, è stata rivista l'imposta di scopo, cioè un'imposta che è destinata in modo specifico al finanziamento di investimenti di natura infrastrutturale. È stata soprattutto, come sapete, sbloccata a partire dal prossimo anno l'addizionale comunale all'IRPEF, cioè il fatto che i comuni possono introdurre un pezzettino di aliquota in più rispetto a quello che fa lo Stato sull'IRPEF dei propri cittadini, dei residenti nel comune. Fra l'altro, intanto che c'eravamo, non solo l'addizionale comunale all'IRPEF è stata sbloccata, perché era da molti anni che era congelata nelle possibilità di manovra che i sindaci avevano, ma è stata anche, data la possibilità agli amministratori locali di fare un po' di progressività a seconda, dei loro gusti, nel senso che è stata data la possibilità ai sindaci di applicare delle aliquote differenziate fra cittadini ricchi e cittadini poveri, in relazione però agli scaglioni, quelli per l'IRPEF statale. E questo, è un elemento di diversificazione a livello territoriale anche delle aliquote dell'IRPEF che si aggiunge a quello che già possono fare i governi regionali. Nella seconda fase, come vi dicevo, a partire dal 2014, forse dal 2013, abbiamo introdotto, almeno in termini terminologici, una nuova imposta. Questa imposta nuova si chiama imposta municipale propria, l'acronimo è IMU, è un tributo che lo Stato ha creato ma che poi assegna agli enti locali, agli enti comunali, sostituisce l'ICI e sostituisce anche l'IRPEF per quanto riguarda un tipo particolare di redditi, cioè i redditi fondiari sugli immobili non locati. È un'imposta patrimoniale, esattamente come l'ICI, ha la stessa base imponibile dell'ICI, di fatto è l'ICI. Quindi abbiamo cambiato un nome, prima si chiamava ICI, adesso la chiamiamo IMU. L'unico elemento fondamentale che cambia nel disegno di questa imposta è che assorbe all'interno di questa imposta patrimoniale un pezzettino di imposta reddituale sui redditi che è appunto l'IRPEF sui redditi immobiliari, sui redditi fondiari. La aliquota base è fissata dallo Stato allo 0,76%, i comuni hanno la possibilità poi di aumentare o di diminuire questa aliquota base, addirittura la possono ridurla fino ad azzerarla completamente, ma ovviamente questa caduta di gettito se la pagano con i propri bilanci. Ci sono delle agevolazioni importanti sugli immobili che sono dati in locazione, che sono dati in affitto, e sugli immobili di imprese e lavoratori autonomi, quindi gli immobili di natura commerciale. Anche qui c'è la possibilità per i comuni di ridurre questa aliquota base dello 0,76 per 1000, ma di nuovo i comuni si devono pagare questa riduzione di aliquota. Poi ci sono altre cose minori, anche qui
c'è stata un po' una tendenza da parte di questa riforma di cambiare nomi senza cambiare poi la sostanza che ci sta sotto. È stata inventata, ma soltanto abbozzata, manca tutta una serie poi di interventi di regolamentazione secondaria, l'imposta municipale secondaria, che dovrebbe andare fondamentalmente a riunire sotto un'unica imposta, ma con presupposti che rimangono diversi. I vari prelievi oggi esistenti collegati all'occupazione di beni appartenenti al demanio o al patrimonio dei comuni, pensiamo soprattutto all'attuale TOSAP, non se ne sa molto in realtà, perché tutto deve essere ancora stabilito nei suoi dettagli. Dunque, qualche elemento di valutazione. Qui ci metto un pochino del mio, nel senso, una prima valutazione generale è che questi interventi su questo blocco che abbiamo descritto, cioè il finanziamento tributario, i tributi comunali, io credo che non siano la componente più importante della riforma, certamente non sono la componente più innovativa. Si è fatto un po' di manutenzione, si sono cambiati un po' di nomi, la sostanza però non è cambiata granché. È stata una grossa operazione, come vi dicevo prima, di fiscalizzazione innanzitutto, cioè di sostituire esattamente le stesse risorse nella loro fonte. Prima erano dei trasferimenti che lo Stato erogava a favore dei comuni, adesso sono dei pezzettini di gettito, di tributi che rimangono erariali ovviamente e in cui si ritagliano delle fette da assegnare alla finanza comunale. Sostituire trasferimenti con compartecipazioni ovviamente non vuol dire aumentare l'autonomia tributaria a livello comunale, perché l'andamento dei gettiti di queste imposte erariali dipende ovviamente completamente dalla normativa a livello statale, così come a livello statale dipende la decisione su qual è l'aliquota di compartecipazione che dovrà essere poi assegnata ai comuni. Inoltre, come vi dicevo prima, questa operazione di sostituzione di trasferimenti con compartecipazione è stata fatta in modo abbastanza pezzo a pezzo, cioè si sono presi piccoli pezzettini di trasferimenti sostituiti con singole compartecipazioni, senza una visione complessiva di, riforma generale della fiscalità a livello comunale. Ancora non sembra che, almeno a me non sembra dalla lettura dei decreti, che questa operazione di sostituzione dei trasferimenti con compartecipazioni abbia risolto uno dei problemi fondamentali della gestione dei bilanci a livello comunale, e cioè la programmabilità delle risorse, la certezza delle risorse, perché come prima lo Stato poteva intervenire anno dopo anno a cambiare l'ammontare dei trasferimenti a favore dei comuni, così come ha fatto nel 2010 con la manovra, così adesso, e l'ho fatto di nuovo anche recentemente, può rivedere le aliquote di compartecipazione, nel senso che le aliquote di compartecipazione, per come sono scritti i decreti, non danno, dei vincoli allo Stato in più rispetto a quello che era prima con il caso dei trasferimenti. Quindi mi sembra che al di là di questa operazione di fiscalizzazione fondamentalmente non c'è tantissimo, c'è una conferma sostanziale dell'attuale assetto della fiscalità a livello comunale. C'è qualche spazio di autonomia in più, dicevo, talvolta però si tratta di ritornare indietro a quello che c'era prima, cioè il ritorno alla normalità. Si sblocca l'addizionale comunale all'IRPEF, che era uno strumento che già i comuni avevano e che era stato congelato. Talvolta si introducono elementi di autonomia in più, però, e qui di nuovo una mia valutazione personale, lo si fa in un modo che può in qualche misura andare ad indebolire la coerenza del disegno generale del sistema tributario a livello generale. Nel senso che, per come la vedo io, l'autonomia comunale deve fondamentalmente fare riferimento alla possibilità da parte degli amministratori locali
di variare l'aliquota dei loro tributi propri. Ad esempio, nel caso dell'ICI o dell'IMU futura, c'è la possibilità di muovere l'aliquota verso l'alto o verso il basso. Questo è un modo trasparente per far emergere qual è la scelta a livello comunale da parte del sindaco di tassare di più o di tassare di meno, a fronte ovviamente della fornitura di nuovi servizi, i propri cittadini. Quando l'autonomia va a riguardare altri elementi costitutivi delle imposte, che in qualche modo sono sotto il controllo degli amministratori locali, questa trasparenza viene meno e anzi ci sono dei costi che possono essere anche rilevanti dal punto di vista dei criteri, per esempio, di progressività a livello nazionale, della capacità di fare redistribuzione a livello nazionale. Volevo soltanto darvi una sorta di esemplificazione di cosa sta succedendo o cosa potrebbe succedere in prospettiva alla nostra più importante imposta, quella che è il pilastro del nostro sistema tributario, l'unica imposta veramente progressiva, che è l'IRPEF. E qui riprendo, diciamo così, un po' di ragionamenti che erano stati fatti con una collega che si chiama Maria Cecilia Guerra. E cioè quello che succede è che ci sarà un IRPEF nazionale che almeno ha fino ad ora questa struttura, scusate, con questi scaglioni, qui devo guardare, ecco, con questi scaglioni a livello nazionale, forse se poi la riforma Tremonti andrà avanti, avrà degli scaglioni e delle aliquote diverse, 20, 30 e 40, ha delle detrazioni che riguardano carichi di famiglia, finalità sociali, varie forme di incentivo. Poi accanto a questo blocco nazionale ci sarà affiancata un IRPEF regionale nella forma di un'addizionale che avrà una base con un'aliquota non piccola, di quasi il 2%, con possibilità di variazioni piuttosto ampie e diversificate a seconda dei contribuenti ricchi e dei contribuenti poveri. Ci sarà la possibilità di differenziare le aliquote per scaglioni, andando a modificare la curva di progressività. Ci sarà la possibilità di introdurre detrazioni regionali, specifiche regionali, per carichi di famiglia e per finalità sociali. Poi c'è un ultimo livello, che è quello comunale, anche qui attraverso lo strumento dell'addizionale, di nuovo spazi di variazione non indifferenti, quasi un punto percentuale di aliquota, anche qui differenziabili per scaglioni diversi, quindi con strutture di progressività specifiche a livello di singolo comune e con la possibilità, che già esisteva prima, di introdurre, di riconoscere delle esenzioni per i redditi più bassi. Quindi il panorama che viene fuori dalla nostra IRPEF, che dovrebbe secondo me essere un elemento di tutela della redistribuzione a livello nazionale, quindi riflettere dei criteri di equità condivisi a livello nazionale, insomma quello che viene fuori è una sorta di patchwork molto è un pochino esagerato, ma diciamo in qualche misura differenziato a livello territoriale, sia per regioni che per comuni. Ancora, questa riforma ha avuto qualche effetto redistributivo indesiderato, perché l'aumento dell'aliquota sull'IMU rispetto all'ICI, come forse avete seguito anche a livello di dibattito, ha penalizzato le imprese e i lavoratori autonomi, che adesso sono chiamati, o almeno saranno chiamati quando ci sarà l'IMU, a pagare di più sulla loro patrimoniale. Questa idea di introdurre una compartecipazione all'IVA è stata particolarmente infelice, perché riuscire ad attribuire i gettiti dell'IVA fra i diversi comuni, anche quelli più piccoli della nostra penisola, è operazione tecnicamente, dal punto di vista informativo, delle informazioni necessarie per realizzare questa cosa, estremamente complicata. Adesso non entro negli elementi tecnici, ma questo è un punto su cui si sta riflettendo. Ancora, salto al secondo blocco, rimane irrisolta, almeno per i decreti che come sono stati attuati, questa ovviamente è un'opinione molto condivisa fra gli economisti, meno condivisa nella collettività in generale, resta irrisolta la questione centrale della fiscalità comunale dopo l'infelice decisione
nel 2008 di prevedere un'esenzione totale per la prima abitazione. Il fatto che ci sia circa il 75-80% dei cittadini di un comune in media che non pagano l'imposta più importante a livello comunale, cioè l'ICE, in futuro l'IMU, ha una serie di elementi, di effetti negativi. Da un lato ovviamente che i servizi comunali finanziati attraverso la principale fonte di prelievo, cioè l'ICI, grava in realtà su persone che spesso non vivono in quel comune e quindi non beneficiano direttamente dei servizi forniti a livello comunale, sono i non residenti oppure ne beneficiano in forme un po' particolari, come sono le imprese e i lavoratori autonomi. E questo è una manifesta violazione di uno dei principi fondamentali del federalismo fiscale per quello che si può realizzare, cioè che ci sia una corrispondenza più stretta possibile fra ciò che un cittadino riceve dal proprio sindaco e ciò che invece paga come controprestazione attraverso i prelievi a livello locale. Si indebolisce ovviamente l'autonomia fiscale. Come sapete l'ICI sulla prima casa vale fra i 3 e i 3 miliardi e mezzo, si creano grosse sperequazioni nei gettiti dell'ICI tra comuni che hanno strutture, hanno patrimoni immobiliari differenti. I comuni turistici ovviamente sono molto contenti perché hanno molte seconde case su cui l'ICI si paga. C'è anche poi delle distorsioni nelle scelte abitative anche dei cittadini, perché in questo modo l'abitazione in locazione viene penalizzata rispetto all'abitazione di proprietà e questo crea un ostacolo in più alla già scarsa mobilità dei lavoratori nelle varie aree territoriali del nostro Paese. Come vi dicevo, c'è poi qualche ripensamento in questo. Ho ancora 10 minuti? 5. C'è qualche ripensamento di recente, però non ancora ufficializzato, non ancora formalizzato con questo decreto correttivo. Anticipa tutta la struttura della seconda fase dell'IMU dal 2013 e soprattutto c'è un ripensamento sulla questione della prima casa. Si mette un po' una pezza su questo punto particolarmente dolente. In che modo? Nel senso che viene prevista l'introduzione di una imposta comunale sui servizi. Anche qui c'è stata questa abitudine di mettere sotto un unico titolo che si chiama RES, Imposta Comunale Rifiuti e Servizi, l'acronimo RES sta per rifiuti e servizi, in realtà due imposte, una che c'è già, che è la TARSU, cioè l'imposta sui rifiuti solidi urbani, e un'altra che è un'imposta nuova. Questo è, scusate, un po' un giochetto per dire che non introduciamo un'imposta nuova, semplicemente cambiamo il nome, ma sotto quell'imposta ci stanno in realtà due anime distinte, diverse. Una è la vecchia TARSU TIA, l'altra è questa nuova imposta. Questa imposta comunale sui servizi dovrebbe finanziare quelli che possiamo chiamare i servizi indivisibili che vengono forniti dai comuni, cioè in cui non è immediatamente individuabile un cittadino beneficiario. Quindi pensate alla viabilità, all'arredo urbano, all'illuminazione delle strade, alle attività culturali che non abbiano restrizioni nell'accesso e così via. Come è fatta questa imposta? Dunque, è in realtà un'altra ICI, almeno per, una serie di elementi fondamentali con una differenza fondamentale. La base imponibile è quella dell'ICI e dell'IMU, cioè i valori catastali degli immobili, soltanto quelli residenziali, cioè soltanto le case. Quello che cambia è l'individuazione di chi deve pagare l'imposta, i soggetti passivi. Nell'ICI, come sapete, sono i proprietari o coloro che hanno dei diritti reali sull'immobile, qui sono gli occupanti, coloro che occupano per qualche ragione, per tutte le ragioni possibili, una abitazione, una casa. Quindi sono i proprietari e in questo modo ovviamente si intercettano le prime case, si intercettano le abitazioni principali, ma sono anche gli inquilini. L'aliquota è abbastanza bassina, dello 0,21%, è manovrabile dai comuni, quindi gli effetti sono un parziale superamento del problema della mancata tassazione della prima casa, però al contempo anche uno spostamento del carico fiscale
uno spostamento del carico fiscale dalle seconde case e dagli immobili commerciali alle prime case e anche agli inquilini, perché gli inquilini prima non pagavano imposte, adesso pagheranno questa imposta sia pure con un'aliquota abbastanza limitata. Poi per il resto questo intervento correttivo non fa quasi nulla sulla TARSU, che è un'imposta importante a livello comunale, sostituisce questa compartecipazione sull'IVA così difficile da applicare per quelle ragioni operative di cui vi dicevo prima, con una più, diciamo così, facilmente realizzabile compartecipazione all'IRPEF. Quindi l'IRPEF viene addizionata attraverso una variazione di aliquote, viene ritagliata attraverso compartecipazione a livello regionale, a livello comunale, ne rimane abbastanza poco a livello statale in termini di gettito. Cosa c'è ancora da fare sul lato dei tributi a livello comunale? Ma insomma non c'è moltissimo da fare, non si è fatto tantissimo, ma in realtà non c'era molto da fare se non in realtà la questione della prima casa. Questo era il punto, diciamo, di sofferenza fondamentale. C'è però un elemento in più che dovrebbe farci riflettere, cioè che non solo stiamo facendo la riforma del federalismo fiscale, sempre che la si voglia ancora portare avanti, ma adesso ci stiamo impegnando anche, volenti o nolenti, in una riforma fiscale, in una riforma a livello del sistema tributario nazionale. E quindi c'è la necessità di stare attenti al fatto che il sistema tributario nazionale adesso diventa sempre più condiviso fra diversi livelli di governo. Non c'è più un sistema tributario nazionale che è al 90% statale, ma adesso i tributi erariali sono fatti a pezzi fra i diversi, in termini di gettito, fra i diversi livelli di governo, e quindi le decisioni che lo Stato prende sui propri tributi poi si riverberano immediatamente su quelle che sono le fonti di finanziamento degli enti regionali e degli enti comunali. Quindi ci vuole coordinamento fra le diverse mosse che si fanno su tavoli diversi, quelli del federalismo da un lato e quella della riforma della fiscalità a livello nazionale. In modo particolare, per richiamare una cosa di cui stiamo parlando, si sta discutendo intensamente in questi giorni, cioè la possibilità o l'opportunità di introdurre un'imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi fortune o sulle medie fortune, questa imposta, che fondamentalmente sarà un'imposta sugli immobili, va ovviamente coordinata con i pezzi di patrimoniale che già ci sono, e cioè l'ICI, l'IMU, che rimane monca allora per questa parte sulla prima casa, e poi con questa eventuale novità, se ci sarà un futuro, di questa imposta sui servizi comunali che vi ho appena richiamato. Ovviamente le cose che ci sono ancora da fare sono da mettere a posto tutto il catasto, cosa di cui stiamo parlando da tantissimo tempo. Si parla in questi giorni di una rivalutazione delle rendite catastali, più in generale ci sarebbe la necessità di una revisione del catasto che avvicini i valori catastali ai valori di mercato e che riduca anche le sperequazioni in termini equitativi fra la valutazione che si fa dei diversi immobili. Secondo blocco che vi annunciavo all'inizio della riforma del federalismo fiscale sono i fabbisogni standard. Questa è la vera novità, almeno sulla carta, nel senso che i fabbisogni standard dovrebbero essere degli elementi, diciamo, di razionalizzazione nell'attribuzione delle risorse fra i diversi comuni. Il compito che la riforma del federalismo fiscale si è data è quella di determinare dei fabbisogni standard, cioè quanto dovrebbero costare le varie funzioni svolte dai comuni con riferimento a un nucleo principale di funzioni a livello comunale che sono quelle che si chiamano funzioni fondamentali. Qui c'è un pasticcio all'italiana, nel senso che le funzioni fondamentali su cui stiamo tentando di calcolare questi fabbisogni standard in realtà sono una sorta di elencazione provvisoria,
perché la riforma del federalismo fiscale, che riguarda l'aspetto di come si finanziano le regioni e i comuni, avrebbe dovuto andare avanti di pari passo con un altro pezzo di riforma strutturale, che è il cosiddetto Codice delle Autonomie. Il Codice delle Autonomie avrebbe dovuto essere un intervento normativo di ampio respiro, in cui lì si faceva l'elenco di quali sono le funzioni essenziali, più importanti, fondamentali delle regioni, delle province e dei comuni. Il Codice delle Autonomie è rimasto arenato un po' nei lavori parlamentari, non è andato più avanti, per cui ci siamo dotati, per chiudere questo buco, di una sorta di elencazione molto lasca, molto generale di funzioni fondamentali, che sono quelle 6 funzioni, aree, diciamo, vedete, estremamente generali, che sono elencate nella slide. Allora, per ognuna di queste funzioni fondamentali bisogna calcolarsi il fabbisogno standard per ciascuno degli 8.150 comuni d'Italia. Allora, qui mi sembrava che da qualche parte finivo le mie slide, almeno per questa parte, dicendo grande innovazione istituzionale o utopia. Cioè qui si tratta di un esercizio dal punto di vista concettuale, dal punto di vista anche operativo, estremamente sfidante. Quali sono gli obiettivi di questa cosa di calcolo dei fabbisogni standard? Un pochino sono quelli che ho detto prima, cioè collegare l'attribuzione di risorse finanziarie ai singoli comuni attraverso la perequazione, i trasferimenti perequativi, a degli indicatori giustificati di variabilità nei bisogni fra un comune e l'altro e anche nei costi di produzione fra un comune e l'altro, nel senso che produrre gli asili nido in un comune piccolo ha un costo unitario che può essere diverso rispetto a produrli in un comune grande. Produrre un certo servizio in alta montagna è diverso da produrlo in un comune di pianura e così via. Questo dovrebbe permetterci di superare l'irrazionalità della spesa storica, ci dovrebbe dare maggiore efficienza nell'allocazione delle risorse a livello territoriale, dovrebbe anche responsabilizzare di più gli amministratori locali, perché di fronte a una, diciamo così, prova provata di quelle che dovrebbero essere le giuste risorse a loro attribuite, dovrebbero essere più responsabili nella gestione dei bilanci comunali. Operazione tecnicamente complessa che richiede una raccolta informativa, almeno nell'approccio che è stato seguito qui da noi, molto dettagliata, molto minuta. In realtà siamo ancora all'inizio di questa operazione, nel senso che sono stati mandati a 6.000 comuni, quelli 6.500 comuni, cioè quelli localizzati nei territori delle regioni a statuto ordinario, dei questionari che riguardano 2 funzioni, e cioè i vigili urbani da un lato e le spese di amministrazione generale, in cui con dei questionari che sono lunghi una ventina di pagine si richiede dettagliatamente come è organizzato ad esempio il servizio di vigilanza urbana, quanti sono i vigili urbani, quanto stanno sulle strade, quanti sono gli uffici, quante sono le scrivanie, i computer, eccetera, eccetera, eccetera. E sulla base di queste informazioni così dettagliate si dovrebbero andare a determinare i giusti finanziamenti, cioè il fabbisogno standard. Tutta questa operazione, che dovrebbe riguardare poi i singoli servizi all'interno di quelle 6 funzioni fondamentali che abbiamo visto prima, però dovrebbero concludersi anche con il calcolo diciamo sviluppato a partire da queste informazioni entro la fine del 2012, perché a partire dal 2013 dovremmo avere i fabbisogni standard pronti su tutte le funzioni fondamentali per far partire con il piede giusto nel senso dei fabbisogni standard, il finanziamento dei comuni. In realtà non solo ci sono dei grossi problemi informativi, ma ci sono ancora delle questioni in un certo senso concettuali da risolvere. Io sto seguendo un po' questi lavori che vengono fatti dall'IFEL, eccetera, eccetera, dall'ANCI, sui fabbisogni standard, e non si è ancora deciso quale deve essere la natura di questi fabbisogni. C'è una distinzione che è cara a Gilberto Muraro, che è quella fra un approccio top-down o bottom-up nella natura di questi fabbisogni, che vi devo raccontare veramente in un flash. Cioè non si è ancora deciso
se l'idea dei fabbisogni standard è quella di prendere una sorta di listone di prestazioni che dovrebbero essere comunque garantite in tutti i comuni d'Italia, seppure con differenziazioni in relazione appunto ai bisogni, eccetera, eccetera, e poi valorizzare queste prestazioni come se fossero dei diritti soggettivi a ottenere determinati servizi attraverso dei costi efficienti. E questo è un approccio del tipo bottom-up, cioè riconosco pacchetti di prestazioni e li valorizzo con dei costi efficienti. Oppure seguire un altro approccio, cioè a dire c'è un fondo nazionale, c'è una certa quantità di risorse che abbiamo a disposizione come collettività nazionale per finanziare ad esempio la vigilanza urbana, e non si scappa, quelli sono i soldi che abbiamo a disposizione e il problema è come ripartire questo fondo nel modo più giusto possibile fra i diversi comuni d'Italia in termini pro capite. Ecco, ovviamente scegliere una cosa o scegliere l'altra ha degli effetti in termini di controllo macrofinanziario della finanza pubblica che sono assai diversi, però questa duplice natura è una questione che ancora non è stata risolta, la scelta dell'uno o dell'altra, c'è tensione, diciamo in un certo senso, fra queste due ispirazioni. Ultimissima cosa, il sistema perequativo dei comuni. Dunque, sul sistema perequativo dei comuni, ahimè, devo fare, per tediarvi ancora un pochino, un passo indietro, nel senso raccontarvi veramente in una parola cosa dice non i decreti legislativi, ma la legge delega che sta alla base di questi decreti legislativi, cioè questa legge delega sul federalismo fiscale del 2009. Quella legge dice che con i decreti legislativi avrebbe dovuto essere implementato, realizzato nei dettagli, un sistema perequativo organizzato su due piani. Un piano in realtà ve l'ho già più o meno raccontato, e cioè per le funzioni fondamentali, i trasferimenti che lo Stato fa di natura però strettamente perequativa a favore dei comuni devono garantire la perequazione integrale sui fabbisogni standard. Vuol dire che se la vigilanza urbana è una funzione fondamentale, come sembra che sia, e se si è calcolato che il giusto finanziamento in termini pro capite per la vigilanza urbana del Comune di Venezia è pari a, che ne so, 20 euro a testa pro capite per abitante, e se il Comune di Venezia attraverso i tributi propri non arriva a un finanziamento completo, come certamente sarà, di questi 20 euro, ci sarà un sistema di trasferimenti perequativi garantiti dallo Stato che porterà la dotazione finanziaria del Comune di Venezia in termini pro capite su quella funzione a questo fabbisogno standard 20 euro. C'è una copertura integrale perché si riconosce la valenza, diciamo così, di natura sociale di queste funzioni fondamentali. Per le altre funzioni, quelle meno fondamentali, quelle meno essenziali, bene, allora lì c'è un sistema perequativo un pochino più debole, cioè semplicemente si dice si prendono le dotazioni in termini di tributi da assegnare al finanziamento di queste funzioni, non si guarda ai fabbisogni, semplicemente si riducono le differenze di dotazione fiscale in termini tributaria, in termini pro capite, fra un comune e l'altro. Per cui se c'è un comune ricco e un comune povero in termini di basi imponibili sui tributi propri, il sistema dei trasferimenti perequativi deve servire per ridurre queste differenze. C'è un altro elemento fondamentale nella legge delega che è il coordinamento regionale della finanza locale, che è un elemento innovativo importante, e cioè si riconosce anche nel nostro Paese qualche elemento di disegno istituzionale che è caratteristico dei sistemi federali, cioè del fatto che c'è una sorta di ordinamento gerarchico fra i diversi livelli di governo. C'è lo Stato, poi ci sono le regioni e poi ci sono i comuni. E quindi dal punto di vista finanziario vuol dire che lo Stato trasferisce risorse alle regioni e le regioni poi a cascata li trasferiscono ai comuni. In Italia, sapete, oggi non è così,
perché in realtà i comuni ricevono, direi, gran parte, al di là di quello che sono le regioni a statuto speciale, gran parte delle loro risorse direttamente dallo Stato, quindi c'è una specie di struttura a canali paralleli per cui lo Stato dà alle regioni e dà anche ai comuni, mentre il canale regioni-comuni è relativamente meno importante. Allora, su questo blocco di argomenti che è assolutamente fondamentale per la costruzione del federalismo comunale, cosa si è fatto? Quasi niente, anzi tendenzialmente direi nulla. Ci si è inventati, come vi raccontavo prima, questo fondo a livello sperimentale che dura 2 anni, ha dei criteri un po' bizzarri e difficili da implementare, si sono fatte un po' di cose strane quest'anno per riuscirlo a farlo funzionare e quindi c'è la necessità di superarlo certamente. Tutti gli elementi costitutivi fondamentali, non vado negli elementi tecnici perché sarebbe un po' troppo noioso, ma tutti gli elementi costitutivi per costruire un sistema perequativo a regime dei comuni non ci sono ancora. Manca ancora un pezzo proprio di regolamentazione fondamentale per dare senso a questo elemento costitutivo così importante. E in modo particolare manca anche, tra l'altro, questa indicazione di come si deve sostanziare il ruolo delle regioni nel coordinamento della finanza a livello locale. Il risultato è che oggi, al di là della questione ancora tutta da risolvere dei fabbisogni standard, manca ancora a livello proprio di disegno, di struttura, una informazione fondamentale, cioè quali saranno gli effetti ridistributivi della riforma rispetto allo status quo. Oggi abbiamo una certa distribuzione di risorse tra i diversi comuni, domani ce ne sarà un'alta probabilmente, perché se così non fosse, perché abbiamo fatto la riforma, però non sappiamo quale sarà l'esito finale. Ultimissima valutazione, qui ritorno veramente quasi alla chiacchiera da bar, cioè valutazioni veramente molto generiche. Siamo ad una fase importante, direi quasi a metà, diciamo, della riforma, nella sua attuazione e poi nella sua fase ulteriore di realizzazione concreta. Cosa ci possiamo aspettare da questa riforma alla luce di quello che è stato fatto e di quello che dobbiamo ancora fare? Ma diciamo qualche domanda, qualche tentativo veramente molto modesto di risposta. Forse una ripartizione più razionale delle risorse fra gli enti decentrati. Spero che sia così. E questo però dipende in modo critico dal successo di questa operazione così complicata dei fabbisogni standard. Se ci crederemo in questa operazione, ma questo vuol dire anche però darsi un po' di tempo, ecco, 1 anno non basta oggettivamente, se effettivamente questa operazione sarà un'operazione di successo, questa razionalizzazione nell'allocazione delle risorse pubbliche a livello territoriale effettivamente sarà un elemento di valore aggiunto importante di questa riforma. Ci aspettiamo un indebolimento della ridistribuzione da nord a favore del sud? Beh, io credo probabilmente sì, alla fine questo sarà uno degli esiti se il federalismo fiscale verrà preso a pretesto per ridurre gli standard nazionali, cioè per abbassare l'asticella di quelle che sono, diciamo così, le prestazioni che sono effettivamente garantite a livello nazionale in tutte le aree territoriali. Ci aspettiamo una maggiore efficienza della spesa decentrata? Beh, sperabilmente sì, di nuovo attraverso l'operazione, sperabilmente di successo, dei fabbisogni standard e anche attraverso un elemento che non ho avuto tempo di richiamare, cioè il rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio, di controllo e di sanzione dell'azione degli amministratori locali. Ci aspettiamo una riduzione della pressione fiscale? Ovviamente no. Questa è stata una bufala che ci hanno venduto all'inizio, nessuno ci ha creduto, credo, e comunque diciamo è un elemento che sta completamente al di fuori di quelli che sono gli obiettivi della riforma. Grazie.